25, credo. No, 24. 24. Buongiorno. Stamattina, se non fosse per i capelli perfetti, sarei elegantissimo. Stamattina sono elegantissimo. Sì, lo so che ho fatto video corti in questi giorni, però sono successe cose che vi racconterò se mi chiederete qua sotto. Quindi, buongiorno. Ragazzi, si riparte per casa e Santos mi guarda sconcertato. Non è vero, Santos non mi sta neanche guardando, però volevo includerlo nel mio video. Ciao Santos! Ciao! Visto? C'è anche Santos! Ciao! La storia è wasabi, tu mami che abbiamo scoppiamo basati nei poveri ma belli, senza soldi per i gioielli. Mi ricordavo. E qua si spiega il vissuto. Lui intanto cerca di curare Marcus. Casa treno casa. Devo fare, parto da Vicenza, poi vado a Brescia e da Brescia torno a Parma. Arrivo alle 8:40, però arrivo a Parma. Brescia. Mancano 2 ore. 2 ore. Sto impazzendo. E sono così fuso che ho sbagliato pure stazione. Ho sbagliato binario. Anziché andare al 16, stavo andando fuori dalla stazione. Quindi è un mare, è grande Jack. Poi così per dire, questo treno è lo stesso treno che prendevo quando ero alle superiori per tornare a casa. Cioè, com'è piccolo il mondo. Io prendo lo stesso treno che prendevo, sono preso da Brescia però stavolta. È assurdo. Anche 1 ora e mezza. Una per vincibacco di 1 ora e mezza. Sto per piangere, sono a casa al maggiore, sono quasi arrivato, mi manca veramente poco, vi giuro, non potete capire, io voglio piangere. Buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo car vlog! Sì, sono a casa finalmente! E sì, sono in macchina perché è un car vlog! Non potete capire, sono contentissimo! Cioè, allora, Vicenza è bella, compagnia buona, quello che volete. Però casa è casa. Cioè, l'area di casa, l'area della Bassa, l'area di Parma. Cioè, mi manca, ne senti la mancanza dopo un po'. E sembra strano, molto strano. Però è bella Parma, è bellissima Parma. E mi mancava il mio bellissimo paesino. Che in tanti quando l'ho nominato lì a Vicenza dicevano: ah, quindi tu abiti... Sbagliavano l'accento pesantemente. Però era bello perché si interessavano a Parma, perché è una città bellissima Parma. Adesso stasera devo fare dei giri, devo uscire con persone che non mi sono da tanto tempo, che
porto nel cuore che mi mancano. Ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi. Buonasera, cosa dirvi? La serata è finita, io sono andato all'Arte Dolciaria Parma, che è una pasticceria che apre alle 2 ed è buona da matti. Io ho preso i dolci anche per mamma e papà perché sì, sono una persona con un cuore grande, grande, grande. Ora però ho leggermente sonno e molto probabilmente questo video uscirà in ritardo in quanto non ho voglia di editarlo adesso, sono le 2:30 di notte, ho un sonno atroce, vi giuro non mi reggo in piedi, ho sonno, sono vecchio, no non è vero, sono giovane ancora dentro. Quindi questo video da 99% uscirà in ritardo. Buonanotte.